sarò brevissimo, quindi grazie a tutti, tutte, e ringrazio sempre l'Arci, l'assessorato e la Casa della Musica. L'assessora vi abbraccia come tutte le altre volte, probabilmente sarà presente l'ultima di queste conferenze. E la seconda cosa che volevo dirvi era proprio una minima, piccolissima presentazione, perché anche in questo caso il professor Venti si presenterà da solo attraverso le cose che dice. Allora intanto non c'è il professor Antonio Dulio che ha un impegno personale per cui non è riuscito a venire oggi. Parlerò io in forma stereo. Parlerà in forma stereo, cioè con due microfoni, cioè ogni tanto prendi il mio microfono e adesso faccio la parte di Dulio. Due parole sul professor Venti. È docente di latino e greco, uno scrittore, una persona che fa un sacco di cose, un viaggiatore, in bicicletta, un montanaro, un amante degli animali, insomma veramente un sacco di cose, oltre ad essere un amico caro. Quello che hanno fatto il professor Dullio e il professor Venti, che sono di Pordenone entrambi, anche Dullio, no? È di Pordenone, che è il presidente della società Dante Alighieri di Pordenone, quello che hanno fatto è realizzare una mostra che avrei voluto portare qui a Cervignano, ma non siamo riusciti a portare perché c'era ancora il Covid, ancora c'è il distanziamento, adesso ce n'è di meno. Quindi questa mostra verrà presentata attraverso la spiegazione che ci farà adesso il professor Venti. È una mostra, anche la relazione che le corrisponde, intitolata, come avete scritto lì, Dante Pop. Allora, l'unica cosa che mi veniva in mente da comunicarvi su questa, per quando ho visto questo libricino e anche ho visto alcuni dei pannelli che costituiscono questa mostra tempo fa, che avrei voluto portare qui, cioè, la prima cosa e unica, direi, che mi è venuta in mente, centrale, è stata, ma guarda, cioè Dante è veramente ovunque, dappertutto, così come la matematica e come l'amore. Questa è la cosa che mi è venuta in mente. Quindi Dante, la matematica e l'amore. Sì, ma tu sei anche la persona adatta per parlare di queste cose, perché sei un esperto di tutte, no? Possiamo sostenere, soprattutto dell'ultimo. Infatti ogni tanto ci consultiamo anche su questi temi. Bene, detto ciò io ti lascio la parola, grazie Paolo. Allora, niente, grazie Dianella della presentazione, tutta troppo elogiativa, faccio un sacco di cose ma tutte male, ma non importa. Allora niente, come diceva lei, abbiamo fatto questa mostra fatta da 40 pannelli, l'abbiamo esposta in maggio come vedete, l'abbiamo proprio fatta tutta costruita come società Dante Alighieri di Pordenone. Adesso le soluzioni erano due: o mostrarvi tutti i pannelli, ma veramente diventa una cosa faticosissima, e è bello vederli, sono pannelli 1,70 m, però vi faccio una rapidissima, almeno per darvi un'idea di come funziona. Guardate, non so, per esempio come Dante sia presente nella cultura popolare, così un primo flash, no? Queste qua sono delle cartoline che venivano distribuite all'esercito nel corso della prima guerra mondiale, e questo era il Kaiser e aveva le ali da Lucifero. Vedete dietro che ha le ali da Lucifero, quindi sì, ha le ali da Lucifero, e quindi faceva chiaramente allusione agli ultimi canti dell'inferno, in cui c'è appunto Lucifero che agitando le ali gela il lago di Cocito e così via, no? Ma è un esempio tanto oppure anche dove veramente non ce lo aspettiamo. Qui comincia l'avventura del signor Bonaventura, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, cioè lì è semplicemente la rima che associa le due cose. Però come abbiamo organizzato la mostra? L'abbiamo organizzata per temi. Dante e la numismatica, per esempio. Compare in parecchie monete italiane, come vedete, a parte la serie, questi sono i 2 euro che ciascuno di noi avrà in tasca, però ci sono anche i 20 euro che sono stati coniati proprio per i 700 anni di Dante. Questi non li ho mai presi in mano, costano, anche perché non sono in circolazione, ma anche monete. Questa per esempio è una serie di monete russa che rappresenta Dante. Così come c'è il Dante di San Marino,
eccetera, eccetera. Così come c'era poi il Dante nelle 500 lire d'argento di un bel po' di decenni fa, insomma, che tutti abbiamo conservato religiosamente. Che Esatto. poi vagano 500.000 No. euro. Poi un'altra sezione molto lunga, non mi fermo, era Topolino nei fumetti. Qui veramente ci sono serviti una decina di pannelli, dai primi esperimenti, siamo nel 47, gli anni dell'inizio del dopoguerra, con Topolino, Paperino, vedete, le grandi parodie. È uscito per i 700 anni un volume nuovo con Paper Dante, quindi Paperino fa Dante bambino e dentro il volume ci sono anche le 2 parodie di Paperino e Topolino, quelle originali. Chi avesse avuto poi pazienza durante la mostra andava lì, si leggeva un po' le spiegazioni che abbiamo fatto, l'inferno di Paperino e c'erano altre cose. Uno dei più simpatici, belli, purtroppo non si trova sul mercato, è Iacovitti, che ha fatto delle tavole veramente, soltanto 4 mi pare siano La rovina in commedia, sono delle tavole uniche in cui la situazione italiana del dopoguerra è raccontata attraverso i personaggi danteschi. Così altri che vi saranno passati forse per le mani, da Geppo ad alcuni famosi come Burattini e Toninelli. Toninelli sicuramente l'avrete visto da qualche parte, ha creato proprio una figura di Dante ormai riconoscibilissima, no? E non so, ve ne ingrandisco una perché sono anche divertenti ogni tanto da vedere. Vediamo se riesco a mostrarvela senza fare cose strane. Una sola, tanto per dire come, non so, per esempio, qui ci sono i famosi filosofi, dice Virgilio accompagnando Dante, vedete la prima. Quello è Aristotele. Ah, quello che sosteneva che l'anima non è separabile dal corpo. E Aristotele si gira di colpo, tu non sbagli mai, nel senso che siccome l'anima è separabile dal corpo, insomma è finito lì. Toninelli poi si è talmente appassionato a Dante che anche negli ultimi anni, siamo nel 2009, ha pubblicato addirittura 2 romanzi su Dante. Ma si può andare avanti, vado veloce per darvi solo un'idea. Di Dante chiaramente si sono impadroniti tutti i fumettisti legati al tema del mistero, da Dylan Dog a Martin Mister, Lazarus Led, Nathan Never, che hanno, vedete, non so, basta anche soltanto i titoli, no? Qui è, per esempio, Dylan Dog Inferni, e c'è una chiara allusione a Dante, oppure sotto in Lazarus Led, stessa cosa, il titolo indicativo, scusate il computer non è mio, allora, il titolo indicativo è Discesa all'inferno. Ce ne sono a bizzeffe, ve li salto un pochino, alcuni hanno anche proprio non soltanto un intento di divertimento fumettistico, ma anche proprio una valenza artistica molto forte, un tratto molto moderno, soprattutto quelli inglesi, no? Addirittura se n'è impadronita da poco la fumettistica giapponese. Go Nagai è diventato ormai per gli adolescenti un must, insomma uno dei più gettonati. La Divina Commedia, fra l'altro, come tutti i giapponesi, si legge al contrario, cioè da destra verso sinistra, è un malloppone così, ce l'ho, e ci sono delle cose divertenti, anche qua spero di non far disastri, ma questa, come vedete, sarà Francesca, solo che è stata, come fanno i giapponesi, censurata ovviamente con le striscette nere, no? E così via. L'hanno censurata loro. Sì, è così. Sapete che i giapponesi fanno le cose più pornografiche, però mettono sempre la striscetta dove non si deve vedere. Va bene, dopodiché... Infatti ridono così, no? Perché pornografica anche la risata. No? Ce ne sono altri, non mi posso fermare. Fra l'altro in questi ultimi 2 o 3 anni, con il 700° anniversario, la produzione è proprio esplosa. Un altro settore che abbiamo indagato è quello della pubblicità, perché popolare significa, lo vedremo meglio dopo, no? In quello di cui vi parlerò, cioè un testo che ha una divulgazione, una diffusione enorme anche a prescindere da quella che era la sua intenzione iniziale. Dante è chiaro che ha fatto un testo che parla di teologia, parla di politica. Quando lo troviamo usato per la pubblicità dell'olio Dante è chiaro che viene spostato su tutt'altro
livello. L'olio Dante, fra parentesi, quella dell'olio Dante, la pubblicità è nata perché noi esportavamo l'olio in Argentina, credo, e per caratterizzarlo come italiano, siccome pensavano tutti che fosse spagnolo, l'unica soluzione era dargli un nome italiano. Ma c'è di tutto, c'è da un vino che si chiama il Beso de Dante, oppure ci sono pubblicità che si basano, le avete viste sicuramente per televisione, c'è una pasta Dante, oppure la pubblicità del caffè della Lavazza, quella fatta da, non chiedetemi chi sono i due, non me lo ricordo più, del 2002 addirittura, in cui c'erano addirittura una serie di sketch diversi, ogni volta differenti per televisione, in cui il personaggio principale appunto era Dante che finiva in paradiso. Anche i gelati hanno la loro pubblicità dantesca, a parte questa dei gelati Samontana un po' vecchia, ma per i 700 anni il gelato Magnum ha fatto 3 gelati nuovi, cioè l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Se vi interessa, io non li ho assaggiati, ma vale la pena di dire come sono fatti. Allora, il primo gelato è inferno ed è fatto con copertura croccante di cioccolato fondente con pezzetti di sale, congelato al carbone con panna e variegatura al lampone. Quindi hanno mescolato sale, dolce, eccetera. Quindi anche la pasticceria e la gelateria ha avuto la sua spalmata di Dante, insomma. Questo è l'inferno, no? L'inferno, vuoi il paradiso, per esempio, è pistacchio ricoperto di cioccolato rosa, ruby e cioccolato bianco, mentre il purgatorio era biscotto variegato con cioccolato bianco e caramello salato. Non riusciamo a insegnare Dante a scuola, ma almeno quando vanno in gelateria qualcosa imparano. Poi c'è tutto il settore altre pubblicità, vado veloce ma servirebbero qualche ora per farlo, ma volevo darmi un'idea almeno di come si spazia. Sullo scrivere e il telefonare, la pubblicità più rilevante, più importante, la prima, 1912, l'Olivetti, dovendo invadere il mercato prevalentemente americano di macchine, ha chiamato in causa dei, oggi si chiamerebbero testimonial, no? D'eccezione. Chiaramente il miglior testimonial è un Dante che col dito indica sull'Olivetti: avrei fatto una Divina Commedia migliore, qualcosa del genere, insomma. Per non dire di una pubblicità di fotocopiatrici che ha come testimonial Dante, il quale dice tutte copie divine, no? E così via. Oppure pubblicità telefoniche, soprattutto quella della TIM, che ha fatto ridere per un periodo, insomma, l'avete vista e non mi ci fermo. Cioè, scusa, ma se non facesse ridere sembrerebbe quasi una violenza, no? Lo so, ma guardate, Neri Marcorè fa il Dante Alighieri, scortato nei gironi infernali da Marco Marzocca nei panni di Virgilio e consolato in paradiso da Bianca Balti che fa Beatrice. Nel primo episodio Dante si è smarrito mentre cerca la dritta via senza poter chiamare qualcuno perché non c'è campo. Quindi nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, la diritta vera smarrita, non c'è campo, si traduce così. Smarrita, esatto. No? Esatto. Sì. Altro cibo, altre pubblicità, ci avete mai pensato il pane degli angeli, il lievito, eccetera, è una citazione sia del paradiso sia del convivio di Dante. Si chiama così per questo motivo, insomma. Per Dante il pane degli angeli era il sapere, qui è diventato un lievito, insomma. Esiste una gelateria a Verona, mi pare, che si chiama Ciacco, cioè il goloso più famoso dell'inferno, così come esiste l'acqua Lete, perché c'è il fiume Lete nel paradiso terrestre. C'è un silicone che è pubblicizzato da Dante, l'ho messo perché faceva un po' ridere, ma adesso non importa. Il paradiso del fai da te, questo è il nesso. E così via. Sì, adesso una nel periodo di Covid sembra una siringa, no? Sì, infatti. Pubblicità, progresso e cattivo gusto. Allora si usa Dante per buona l'acqua del rubinetto, sembra di essere in paradiso, per invitare a non consumare l'acqua. Però la più simpatica è quella seguente, che risale addirittura a una pubblicità, credo degli anni 30, la Magnesia San Pellegrino era pubblicizzata, adesso non mi so dire in che anno, ma ecco 1921, non degli anni 30, addirittura 1921,
la magnesia aveva funzioni notoriamente lassative e quindi c'era la bella immagine di Beatrice con Dante addirittura l'incisione del do re e sotto si citava il famoso io sono Beatrice che ti fa andare, no? Raccontano che si fossero lamentati, era ministro dell'istruzione in quell'anno Benedetto Croce, anzi quella volta si chiamava Ministero della Cultura, Benedetto Croce, si sono lamentati alcuni intellettuali perché dice trattare Dante per la pubblicità del lassativo non va bene e pare che Benedetto Croce abbia risposto io non c'entro, andate a lamentarvi col Ministero della Sanità che non c'entro e così via. E questa non è la relazione che vorrei fare io, ma una prima carrellata. Realtà virtuale, giochi di ruolo, adesso comincio. Realtà virtuale, giochi di ruolo, questa è una roba che riguarda forse i nostri figli o i nostri nipoti. Vi dico solo che in quei giochetti diabolici che fanno spara qua, spara là, ce ne sono almeno 4 o 5 che hanno come sfondo Dante. Si è cominciato già con un primo titolo, Dantes Inferno, del 1986. Sapete quelli con le figurine che si muovevano in maniera un po' strana, erano ancora gli anni dei primi videogiochi. Uno dei più noti era l'Inferno di Dante. Tu dovevi attraversare l'inferno uccidendo, mangiando, facendo e arrivavi alla fine in questo modo. Ce ne sono oggi molto più sofisticati, vedete Inferno, Dante's Guide to Hell, eccetera. Poi una serie di pannelli su cui vado rapidissimo, non lo sapevo neanch'io, è stata una scoperta per me, ci sono decine e decine e decine di romanzi, anche di autori italiani, che prendono Dante come protagonista per storie inventate, per esempio Dante come investigatore poliziesco, oppure Dante crociato, oppure Dante, cosa posso dirvi, coinvolto in un assassinio nel 300 che deve risolvere il problema. C'è Fioretti, per esempio, che ne ha scritti, se non ricordo male, 9, così come Giulio Leoni ne ha scritti 7. Vedete, ognuno i delitti della luce, la crociata delle tenebre, i delitti dei 9 cieli, la sindone del diavolo. Adesso non abbiamo tempo di leggerli, però c'è una produzione, questi sono solo italiani, ma possiamo continuare. Biografie irriverenti, cioè Dante diventa spunto per reinvenzioni giocose e anche simpatiche. Non posso non evidenziarvi questo, cioè ce ne sarà un altro più avanti che vi mostrerò che mi ha stupito. Oppure Valerio Massimo Manfredi, per esempio, che ha inventato un romanzo basato sulla scoperta del teschio di Dante che rivelerebbe la presenza di terzine mai pubblicate, oppure un altro che mi scrive le terzine perdute di Dante. Ecco, quello che volevo segnalarvi erano questi pazzi scatenati qua, guardate, le tribolazioni del filosofare, ovvero la commedia metafisica, pubblicato nel 2014, oppure quest'altro, Viaggio in Paradiso, del 2017, sono mattoni così. Cosa hanno fatto questi due? Sono due psicanalisti e un filosofo rispettivamente, hanno riscritto la Divina Commedia in terzine di endecasillabi, rima in AB, BC, eccetera, eccetera, come quella dantesca, però ambientata ai giorni nostri con valenze di tipo filosofico, ma con tanto di commento sotto, cioè uno scriveva il canto, l'altro faceva il commento, quindi avete due Divine Commedie completamente nuove, chiaramente non hanno la bellezza di quella di Dante, però io penso che ci abbiano messo anni e anni a scrivere tutti 100 i canti, con tutte le rime precise, però con una valenza di tipo, non so, per esempio in uno, ho sfogliato un pochino, in uno Dante incontra Kennedy, incontra Martin Luther King, fa un viaggio nella Cina comunista e il canto è l'occasione per una riflessione di Dante su queste cose. Non pensavo che la mente perversa umana arrivasse anche a questo. Anche gli studenti fanno queste cose. Sì, però 100 canti interi. 100 canti, no? Poi ci sono una schiera di autori americani, saltiamo, nuove biografie dantesche, quella più nota forse è quella di Barbero, no? Oppure quella di Aldo Cazzullo. Perché popolari? Perché in qualche maniera hanno contribuito in questi ultimi decenni a raccontare Dante. Dante al cinema e in TV.
Il primo esperimento è del 1911, L'Inferno di Dante in bianco e nero, l'hanno recentemente restaurato, è il primo film che è stato ufficialmente registrato, il primo lungometraggio ad essere sopravvissuto nella sua interezza nel corso del XIX secolo, quindi siamo 1911, no, qua deve essere sbagliato qualcosa, XX secolo evidentemente, ed è anche il primo lungometraggio che presenta scene di nudo abbastanza censurabili, perché evidentemente i dannati erano nudi, quindi nelle riprese ci sono. È particolarmente lungo, ne ho guardati i primi 10 minuti, dopodiché ho deciso o comincio a odiare Dante o non guardo più il film, cioè nel senso che... Però è interessantissimo che l'abbiano fatto. C'è un Totò all'inferno, che è una parodia di Dante, ci sono le letture dantesche di Benigni, ma vi segnalo, lo saprete già, ma è in lavorazione, doveva uscire per settembre, il film di notissimo regista, ce l'abbiamo sull'ultima pagina, così vado, ve lo trovo, un attimo solo. Aspettate, un attimo di pazienza che lo trovo. Insomma, stanno per girare un film, un attimo, eccolo qua, con Pupi Avati, la sceneggiatura di La vita di Dante doveva essere pronto per adesso, però non lo vedo in uscita, no? Quindi Dante è anche nel cinema, ma forse qualche altro uso di Dante interessante ve lo voglio mostrare prima di parlarvi di fare il percorso che intendevo fare. Cioè, per esempio, Dante nelle canzoni. Abbiamo fatto, mi pare, 2 pannelli interi sulle canzoni, poi vi farò leggere qualcosa, da Guccini piuttosto che De André, da Bennato piuttosto che Caparezza, addirittura è uscito un libretto, Dante nelle canzoni, di un certo Trifone, documentatissimo, che riporta tutti i testi e le citazioni di Dante dentro le canzoni. Questo è un percorso molto interessante, una piccola parte vi farò vedere dopo. Dante nei francobolli. Dante nei francobolli, qua richiederebbe, ripeto, un'ora intera, però mi è risultato molto interessante perché si riesce a seguire proprio tutta la storia dall'Unità d'Italia in poi attraverso le diverse pubblicazioni dantesche, anche si segue il variare del gusto. Vi faccio solo un esempio per darvi un'idea, no? I primi utilizzi della figura di Dante nei francobolli era, per esempio, 1921, il primo che celebra Dante come letterato. Veniva celebrato in questi anni 20, nell'età fascista, come esempio di italianità. Quindi Dante, genio italiano, da proporre come superiore rispetto a tutte le altre nazioni. Cosa succede pian piano nel tempo? Con l'avvento della Repubblica, Dante viene presentato come genio mondiale, come genio assoluto, cioè si riesce a capire le sfumature che vengono date alla figura di Dante anche in base al clima politico. Sempre pensando a Dante, c'è la grande serie che è uscita nel 65, l'hanno pubblicata una serie sia l'Italia, sia San Marino, sia il Vaticano, con 3 valori, uno per ogni cantica, più un valore per la vita di Dante. Ma ce ne sono francobolli da tutto il mondo che si occupano di Dante, ne avevo messi qualcuno qui per segnalare, da Panama alla Russia, dalla Cecoslovacchia alla Polonia, Malta e così via. Dante e le donne, non vi dico quanta roba hanno scritto. Dante e l'esoterismo. Dante templare, Dante come custode di un messaggio che trasmetterebbe, i tarocchi di Dante, si sono sbizzarriti e ce ne sarebbe da parlare. Ma era solo questa prima parte per dare una panoramica. Dante e le riscritture umoristiche. Questo è particolarmente divertente, vi segnalo in particolare questa, un fiorentino che ha riscritto in sonetti tutti i canti, però naturalmente, ne faccio solo un piccolo esempio se riesco a leggere, quando Dante vede la lonza, vede una lonza inviperita, un leone, una lupa e gli ha paura, ma gli apparisce un uomo e Dante, oh gioia, chi sei? Abbi pietà,
mi martorio, e quell'altro cantai l'eroe di Troia, e dunque Virgilio, scritto così in maniera divertente toscana, per non dirvi di uno che si è divertito a fare una cosa secondo me geniale, e anche questa piuttosto perversa, ve lo segnalo, dovrebbe essere questo qui, che ha estratto dalla Divina Commedia tutti i versi che si prestano a un doppio senso, eccolo qua, e questo l'altra commedia di Nicola Pelliccia, 1910. Ha tirato fuori 3.000 versi dai 14.000 della Divina Commedia e ha scritto un poemetto erotico, licenzioso, sullo stile di Giorgio Baffo, attaccando versi della Divina Commedia reali, soltanto decontestualizzati e utilizzati per un senso appunto non proprio teologico, diciamo, ecco. Dante nei giochi da tavolo, ci sono le carte di Dante, ma soprattutto sono usciti dei giochi da tavolo tipo il De Vulgari Eloquenzia, è uscito un paio d'anni fa, credo, non tanto tempo fa, oppure l'Oca, gioco dell'Oca fatto con la Divina Commedia, oppure giochi di ruolo. Poi Dante per tutti i gusti, ci siamo divertiti, ce n'è per tutti. Dante come Dante può salvarti la vita, Dante per manager, cioè il metodo Dante, cioè come Dante ti può aiutare a vivere meglio, e così. Oppure, non so, lasciate ogni speranza a voi che taggate, e così via. Ce n'è per tutti i gusti veramente. Oppure quest'ultimo, Dante in cucina, cioè un ricettario fatto estrapolando da Dante tutti i passaggi che hanno a che fare col cibo e col bere. Dante per dipingere e giocare va bene. Dante la lingua d'uso, interessante. Dante lo trovate sparpagliato dappertutto, sui muri, anche qua ho scoperto cose che non sapevo, al di là di uno che sul muro ha scritto "Ti amo Beatrice", firmato Dante, cioè con lo spray, sapete, non so, Tony ama Maria, no? Qualcuno simpatico ha scritto "Ti amo Beatrice", firmato Dante. Però a parte questo, ma c'è gente che si tatua, si fa i tatuaggi, anche credo Miss Italia 2011, Giulia Arena, che non conosco, sulla spalla sinistra ha tatuato "Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza", no? Gente che si fa tatuare canti interi, e così via. Velocemente finisco la carrellata. Traduzioni di Dante, è un modo anche questo per rendere popolare Dante. Pensate che in friulano ce ne sono 4 Danti tradotti in friulano, non interamente, ci sono 2 o 3 che sono intere, ma alcune sono solo parziali. Dal miec, dal coste rende nostre vite, mi sono perduti in tune boscaie scure, vint abbandonat la drette vie prescritte. Questa è una traduzione di Venuti dell'attacco della Divina Commedia. Abbiamo messo anche traduzioni in esperanto, piuttosto che in greco moderno, in russo, in arabo, in cinese, e in tutti i dialetti italiani c'è, naturalmente, dal triestino al bolognese, all'emiliano e così via. Sì, ma infatti se vai nei luoghi dove fanno delle manifestazioni dantesche, tipo a Ravenna, eccetera, c'è anche in romagnolo. Sì, Madonna, c'è un sito che ho riportato perché se qualcuno fosse interessato, dovreste leggerlo da qualche parte qua, in cui sono raccolte tutte le traduzioni disponibili in tutte le lingue del mondo. No? C'è una biblioteca specializzata sulle traduzioni di Dante che ha messo anche in rete le copertine, non i testi naturalmente. Mi pare che sia tradotto in 200 lingue, oltre a tutti i vari dialetti italiani. Scusa, anche la KV però ha pubblicato, non so se solo l'Inferno in friulano. Può darsi, vediamo un po' se lo trovo. Ce n'è una del 2015 di Aurelio Venuti, Reana del Royale, no, del 45, ristampata nel 15. Ce n'è una di Hermes Culosti di San Giovanni di Casarsa, la terza è Udine 2011 di Pierluigi Visentin, e una Domenico Zannier solo di alcuni canti Manzano, però quella del KV deve essere una di queste, cioè non so quale sia di queste, ma mi ricordo che era citata come casa editrice. Chiudo rapidamente. Oggi fra le cose, iniziative popolari, ci sono naturalmente tutti i percorsi e i viaggi che si possono fare. Hanno immaginato una via dantesca, vedete, la via di Dante, che è stata premiata anche dal Touring Club. Si può fare o a piedi o in bicicletta, attraversando, eccola qua, vedete, una serie di luoghi danteschi. Così come
esiste una via che si può fare in treno che collega Toscana ed Emilia-Romagna passando per i luoghi citati da Dante, o se uno proprio vuole farsi del male, il libro è bellissimo, però sono più di 2000 pagine, L'Italia di Dante di Ferroni. Ferroni è andato in tutti, insegna letteratura italiana all'Università di Roma, è andato in tutti i luoghi citati da Dante e per ogni luogo sono 2 o 3 pagine di sue riflessioni, quindi avete veramente 2000 pagine di roba. Ecco, questo era un po' il lavoro che abbiamo esposto a Pordenone. Alla fine, siccome ne uscivano in continuazione, ci siamo riservati le ultime 2 diapositive sulle ultime uscite, ormai non riuscivamo più a metterle nelle precedenti, no? E c'è di tutto, perfino, se volete, murales, le ultime chicche così. Allora, dei murales dipinti, alcuni fra l'altro bellissimi, fatto questo da un artista che si chiama Cobra, disegnato, mi pare, dovrebbe essere a Bologna da qualche parte, oppure le statuette di Dante, oppure l'Infiorata, mi pare o a Cefalù o da qualche parte, a Noto in questo caso. L'Infiorata, cioè questa disegnare i luoghi della città con dei petali di fiori, l'hanno dedicata a Dante, quindi insomma Dante ce l'avete in tutte le salse, compreso all'uncinetto, se lo volete lì. Bene, questo era solo per dare un'idea di quale poteva essere il percorso. Invece, con la cosa di cui volevo parlare era un po' sul concetto di Dante pop. Cosa vuol dire che un autore diventa pop? Per esempio Petrarca non diventa pop, non c'è un Petrarca pop. Petrarca sì, lo conosciamo, ma nessuno si permetterebbe di fare una pubblicità di Petrarca. Allora la domanda è perché? Beh, è chiaro che lo si conosce un po' di meno, però insomma non è solo quello. Fatemi capire come andare avanti qua adesso, perché proviamo così. Sì. Bon, come nasce l'idea, ve l'ho già detto, sono 40 pannelli, eccetera, no? Questi erano un po' gli argomenti che c'erano, numismatica, fumetto, non mi fermo. Qualche numero ci serviva per una lezione che facevamo anche a scuola, ma non vi faccio perdere tempo, se non per dirvi che sono 14.000 versi, 14.223 versi di Divina Commedia, se non per dirvi che il primo manoscritto è del 1337 e se non per dirvi che la prima edizione a stampa è del 1472. E ne hanno stampate 3 edizioni diverse lo stesso anno, cioè il primo anno che ha stampato la Divina Commedia l'hanno fatta in 3 posti differenti, così, giusto per avere 2 dati, tanto per, no? Ecco, pop in che senso? Cioè, cosa vuol dire un Dante pop? Beh, vuol dire, intanto, che, come dicevo prima, è estrapolato dal contesto a cui era destinata la Divina Commedia. Non è più un testo di lettura colta, ma viene, come dire, spalmato in tutti i luoghi in tutti i contesti più imprevedibili. Poi non deve essere una citazione singola, ma deve essere una cosa sistematica, cioè che una volta si possa citare Petrarca ci sta anche bene, però non fa un Petrarca pop. Qualche autore ha proprio questa malattia, come dire, cronica, e quindi diventa sistematica. Perdita di contatto diretto con il testo di partenza, cioè la frase amor che a nullo amato amar perdona, qualcuno la cita, ma magari non sa neanche che è di Dante, no? Capacità di trasmigrare da una media a un altro, cioè nel senso che lo possiamo utilizzare nella televisione, alla radio e dovunque si voglia. Riconoscibilità e permeabilità, cioè vuol dire che io appena vedo una sagomina sono già in grado di dire che è Dante. Come faccio a dire che è Dante? Beh, tipico, il naso fatto in un certo modo, il berretto rosso, la corona verde in testa. Fra l'altro, cosa curiosa, quando un autore è utilizzato in questa forma pop, viene spesso, come dire, trascurato l'aspetto filologico. Dante, per esempio, ha la corona in testa, ma non ha mai ricevuto nessuna corona. Petrarca invece sì, nel 1341 Petrarca a Roma è stato incoronato, no? Anzi a Napoli è stato incoronato. Dante non ha ricevuto nessuna incoronazione poetica e paradossalmente nell'immagine dantesca è sempre con la corona d'alloro. È vero, se mai continga che il poema sacro a cui ha posto mano il cielo e terra vinca la crudeltà, eccetera, eccetera, ritornerò poeta, no, con la corona in testa, lo dice lui nel 25° canto del Paradiso. Però di fatto è un elemento riconoscibile che in Dante non ci dovrebbe essere. Insomma. Per avere un destino pop, cosa deve fare un testo? Deve parlare della nostra vita, cioè noi lo usiamo in maniera così
totale, continua, sistematica, quando sentiamo che è un testo che proprio che compenetra la nostra vita, ci parla delle cose che ci interessano. Deve essere leggibile a tutti i livelli, cioè non deve essere un testo difficile al punto tale che il 90% delle persone non lo può leggere. Vi faccio un esempio. Fino a non pochi anni fa c'erano persone, soprattutto dei paese, persone che di mestiere facevano il contadino, che sapevano interi canti di Dante a memoria. Il primo aneddoto che sappiamo sulla circolazione di Dante è un aneddoto che ci viene raccontato dal Novellino, una specie di raccolta di novelle del tempo di Dante. Ci dice che Dante camminava per strada e sente un fabbro, quindi una persona non necessariamente colta, che mentre batteva le sue cose recitava a memoria pezzi di Dante e li recitava male, cioè storpiava qualcosa. Allora Dante, racconta il Novellino, è entrato dentro e ha cominciato a buttare sulla strada i martelli, le tenaglie di sto fabbro. E il fabbro gli dice: scusa, perché tu fai questo? In fiorentino, immagino. E Dante gli fa: tu rovini il mio lavoro e io rovino il tuo. Per dire che Dante circolava già ai suoi tempi a tutti i livelli, no? Poi, terza cosa che ci sembrava importante, un testo che si vuole proporre, diciamo, come pop, deve essere estensibile. Cioè, cosa vuol dire? Cioè deve essere un testo che permette di fare applicazioni nuove del tutto originali. Cioè deve essere un testo fertile, oserei dire in questo senso. Cioè non Petrarca, quando vi parla del suo rapporto con Laura, cioè quello è difficile deformare Petrarca per fargli dire cose contrarie. Non a caso è nato il petrarchismo, nel Cinquecento tutti scrivevano come Petrarca. Ma questo non vuol dire che è diventato popolare, vuol dire semplicemente che diceva quella cosa e tutti lo imitavano in quel modo. Dante invece crea dei testi che ciascuno può rileggere e deformare e applicare da qualunque parte. Quando lui dice io sono Beatrice che ti faccio andare, intendendo dire che ti faccio salire al paradiso, qualcuno lo deforma usandolo per i lassativi. Questo vuol dire un testo deformabile. Forse avremmo potuto scrivere fertile, si capiva forse di più, insomma. No? Fecondo è una parola che si usa nella scienza, no? Ah, certo, cioè che consente sviluppi ulteriori, inaspettati soprattutto, no? Perché Dante fa parte della nostra vita? Ma perché, anche se non siamo fiorentini del 1300, qualche ideale politico ce l'abbiamo tutti. La violenza ci scontriamo tutti i giorni, il senso di meraviglia ce l'abbiamo anche noi davanti alle cose strane. Quindi ci parla di decine e decine di aspetti diversi in cui ciascuno di noi riesce a riconoscersi. E ce ne parla poi soprattutto, oserei dire, in maniera così diretta che non possiamo che partecipare. L'inferno soprattutto, no? Quando sei davanti a una scena, a un personaggio, da Cerbero a Caronte, cioè tutti immedesimi, perché te lo descrive in un modo tale da farti immedesimare. E quindi è chiaro che Dante invade la nostra vita o ci tira dentro la sua. Ecco, un esempio con cui siamo partiti per dirvi di questo, cosa vuol dire Dante Pop. Pensate a Guccini, in questo album Stagioni, dice: io figlio di una, come canta lui, io figlio di una casalinga, di un impiegato con quella R un po' particolare che non so fare, la R, cioè la R moscia ce l'ho ma non ho la voce di Guccini purtroppo, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia. Ecco, Guccini ti descrive l'ambiente da cui proviene prendendo come esempio proprio questa cosa strana, cioè ignoranti che sapevano Dante a memoria. Oppure, per dire come Dante ce lo siamo bevuto o succhiato fin da bambini, pensate a quanto Dante invade ancora oggi i programmi scolastici, no? Si deve fare l'inferno il terzo anno, il purgatorio il quarto, il paradiso il quinto. Credo sia l'unica cosa che è rimasta fissa nella scuola dai tempi di Gentile fino a oggi, no? E Antonello Venditti, per parlarti di quest'altro modo con cui Dante ci è entrato in testa, dice: le domande non hanno mai avuto una risposta chiara. È compagno di scuola il titolo, no? E la Divina Commedia, sempre più commedia, al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero, un fallito o un servo di partito. Ma Paolo e Francesca sì, quelli me li ricordo bene, perché ditemi
chi non si è mai innamorato di quella del primo banco. Quindi la nostra mente di adolescenti filtra di Dante le cose che vanno bene per la sua vita di quel momento. Dante, fra l'altro, ogni volta che lo rileggete, a qualunque età lo rileggiate, è un Dante diverso, perché parla, cioè Dante è lo stesso, ma parla a voi che siete diventati diversi, no? Come quei quadri che ti seguono sempre. Esatto, No? esatto. È la stessa cosa. Per esempio, se leggo Paolo e Francesca, da adolescente mi partiva l'embolo, mi innamoravo tutte le volte, adesso che sono un po' più disilluso dico beati loro, e quindi la reazione che ho è diversa. Ho detto che un'altra cosa con cui interagiamo con Dante, politica, senso di appartenenza, no? Dante ha questa passione politica, ai Pisa vituperio delle genti del bel paese ove si sona, ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, quelle robe lì. Ma insomma, noi lo prendiamo, lo mettiamo sui francobolli, cioè lo mettiamo su quello che è il veicolo di propaganda politica forse più importante in certi periodi. Oggi no, ci sono le mail, ma i francobolli, i collezionisti si ricorderanno, sono un veicolo come la moneta di propaganda, ce l'abbiamo tutti i giorni in mano, ci passa attraverso i polpastrelli la propaganda politica. Quando, vedete, siamo 1921 con questo francobollo, cioè siamo l'avvento del fascismo, e qua ci dice mostrò ciò che, fra parentesi, però il Partito Comunista non faceva i francobolli, cioè non poteva fare i francobolli in quel momento, mostrò ciò che potea la lingua nostra, cioè Dante è usato come simbolo di italianità forte. Oppure oggi, in maniera forse un po' più banale, meno politica, ma il senso civico, passa attraverso Dante. Chi spreca l'acqua lo mette all'inferno. Dante ci parla di cibo, mette i golosi. Uno dei 7 peccati capitali è la gola, c'è Ciacco nell'inferno, così come c'è Forese Donati nel purgatorio, sono puniti per la gola. E quindi Dante è il cibo. Questi sono i 3 gelati di cui vi parlavo prima. Dante è la scrittura. Poi molteplici livelli di leggibilità, cioè si va da cose particolarmente raffinate, particolarmente elevate, questi sono quei 20 euro famosi che finora non ho mai visto, sì, sono stati, come si dice, coniati dalla Zecca d'Italia, ma in numero limitato, solo per collezionisti, 1321-2021 per i 700 anni, valgono 20 euro di valore di conio, sì. No, cioè se circolassero varrebbero 20 euro. Tu paghi, sono 20 euro. Però non credo che circolino, insomma. C'è diversi livelli, volevo mostrare semplicemente come si va dal livello così più ufficiale, istituzionale, alla banalità di cui ho parlato prima. Insomma. Estensibile, anche qua ho detto, dal bambino che può colorare la Divina Commedia, al fumetto da adolescente, a Dante per manager, che si intenderà manager, capelli bianchi, attempato, pieno di soldi, che però legge Dante. Vedete, la Divina Commedia in azienda. Come si può usare Dante in azienda? Poi Dante è rovesciabile. Cosa vuol dire Dante rovesciabile? Che è talmente duttile, talmente fecondo, fertile, che si può addirittura capovolgere. L'esempio che abbiamo messo mi pare molto indicativo. Caparezza, qui adesso se ci fosse il collegamento internet ve lo farei anche ascoltare, mi dicono che non c'è, quindi vi accontentate della lettura. Ciao Dante, ti ricordi di me? Sono Filippo Argenti. Filippo Argenti era un iracondo che lui incontra nella palude Estigia, con cui si arrabbia moltissimo, e è la prima volta che Dante lo prende e più che lo ficca dentro la palude, spera che gli altri lo tirino dentro, e infatti a un certo punto dice vedrai fra poco succede, e lo tirano dentro. Ciao Dante, ti ricordi di me? Sono Filippo Argenti, il vicino di casa che nella commedia ponesti fra questi violenti. Sono quello che annega nel fango, pestato dai demoni intorno. Vuoi provocarmi? Alighieri, vedi, tremi, mi temi come gli eritemi. Eri te che mi deridevi, qui naturalmente cantato, eri te che mi deridevi, è tutto un gioco, no? Devi combattere, ma te la dai a gambe levate. Ma quale vate? Vattene, vattene, no? Quindi è una canzone che volutamente rovescia la figura di Dante. Dante è esportabile. Qua vi ho messo una figura appunto di moneta russa, oppure il gonagai giapponese. Il gonagai. Dopodiché
Dante riciclabile, questa forse è una delle cose più interessanti, anche questa canzone di Gianna Nannini forse è una delle cose più... Riciclabile vuol dire che può essere attualizzabile. Ci divertiamo sempre a scuola quando c'è una classe che è un po' così interessata, gli diciamo chi mettereste voi all'inferno, cioè quali gironi faresti. Quindi un Dante che si può riscrivere, no? Semplicemente cambiando il tipo di peccati. Oggi per esempio certi peccati di Dante non esisterebbero più, cioè il peccato di gola non mi sembra un gran peccato oggi, anche perché ci soffriamo un po' tutti. Però un peccato potrebbe essere quello l'uso eccessivo del cellulare, o il cellulare in macchina per esempio, quelli andrebbero dannati nel più profondo, mi ci dovrei mettere anch'io qualche volta, ma insomma. Abbiamo fatto c'era una lezione sui film e in un film, non so se vi ricordate, in un film c'era una versione con peccati diversi. Esatto, no? esatto, sì. Non so. Però sì, si è fatta, anche nei fumetti esiste questa cosa, nei fumetti di Topolino, dopo se volete ci torniamo un attimo, nella parodia si immaginavano categorie assurde, quelli per esempio che usano troppo gli elettrodomestici, che erano condannati a trasportare una lavatrice sulla schiena, per esempio, cose di questo tipo, no? Questo di Gianna Nannini, invece molto più intelligente come operazione, ha fatto un intero CD, quindi con una decina di canzoni, intitolato proprio Pia come la canto io. Questo è riferito a Pia dei Tolomei. Pia dei Tolomei, che è una donna di Siena di cui non sappiamo molto, sappiamo soltanto che a un certo punto fu uccisa dal marito e salsi colui che in anellata pria disposando m'avea con la sua gemma, no? Qui Pia, che è peccatrice, diciamo, in Dante, viene riscattata. Dolente Pia, dunque questo qua è purtroppo l'elenco, mi accorgo, dei testi, no? Vedete, si intitolano Dolente Pia, la Divina Commedia, la gelosia, e affronta attraverso Dante, comunque dopo forse un pezzettino ce l'ho sotto, affronta attraverso la figura di Pia dei Tolomei il problema del femminicidio, per esempio, della violenza sulla donna, delle condizioni femminili che ancora non si è risolta in qualche modo. Sempre per... Una senese come lei, certo, lei, certo, no? certo. No, spero di aver sotto un pezzettino, sarebbe stato bello anche sentirlo, ma... ancora per la parodia, molto bella questa qua di Niccolò Agliardi. E nel CD Da casa a casa 2008 c'è una canzone che si chiama Dante. C'era solo qui Dante è come se dialogasse con Beatrice. C'era un solo modo, dice Dante un po' orgoglioso, per restare nella mente di tutti: scrivere una storia così furba che non desse sospetti. Ho fatto parlare 100 bocche e non ho chiesto il permesso, ma è un modo come un altro che serviva a celebrare me stesso. Questo è Dante, no? Ma un giorno che scrivo e non mi do pace e sento arrivare Beatrice che si lamenta dietro di me. Vediamo cosa dice Beatrice a Dante. Amore mio, la smetti di parlare sempre di te? Amore mio, la smetti? Ma che razza di gioco è? Se mi hai portato in cielo, ma mai nemmeno un fiore, se avessi scritto di meno e fatto più spesso l'amore. Quindi, come vedete, è un Dante modernizzato, preso in giro, è un Dante che evidentemente raggiungerà gli studenti più attraverso questa forma che attraverso le mie faticose lezioni sulla Divina Commedia, ma va bene anche così. Quindi la Divina Commedia, testo sporco nel senso di sì, non, perché è aperto a ogni contaminazione, indefinito, fruibile, riconoscibile, no? Abbiamo visto un po' di esempi. Testo sporco, contaminabile. Il fumetto è il caso più tipico. Trasformare Dante e Virgilio in personaggi dei fumetti, anche poi di forma strana, non danneggia affatto Dante. Anzi, come dire, Dante stesso, vedete, avevo citato questa frase, mi pareva indicativa per dire che è molto dantesco tutto ciò. Dante nell'Inferno 21, non mi ricordo il verso, in chiesa con i santi, in taverna coi ghiottoni. È una frase di Dante questa, no? Cioè per dire che lì parlava di altro, parlava credo dei barattieri, anzi parlava dei barattieri, di quelli che usano la corruzione in politica. Però è come se ci dicesse che ogni testo può essere espresso in forma alta se sei in chiesa e parli di santi, ma in forma bassa se parli in taverna o al bar. E quindi questa possibilità di
Dante e la sincronicità dell'I Ching, per dire che Dante si può usare anche per parlare delle filosofie orientali come il Tao, oppure Dante e la Felina Commedia, questo è un romanzo per bambini in cui Dante è rappresentato da un gatto e così via. Testo indefinito, perché una cosa che mi è capitato di dire in altre conferenze che erano più sulla biografia di Dante, ci sono moltissime cose di Dante, della biografia di Dante, che noi non sappiamo, cioè sappiamo alcune cose, ma soprattutto i luoghi dell'esilio, ci sono dei buchi incredibili, cioè non sappiamo. Vi faccio un esempio: i primi 7 canti dell'inferno qualcuno dice che li abbia scritti prima del 1301, cioè prima di andare in esilio. Lo mandarono in esilio e a lui passò completamente ogni voglia di scrivere, cioè uno che viene cacciato fuori dalla città, non ha troppo. Pare poi che sua moglie Gemma Donati, cercando in un cassone, abbia trovato i primi 7 canti, lei era ancora a Firenze, e glieli ha spediti. A quel punto gli è rivenuta voglia di scrivere. È un aneddoto? È vero? Non è vero? Non è che ci cambi la visione della Divina Commedia, però per dire, noi non sappiamo quando la Divina Commedia fu scritta. Si dice, doveva essere, per esempio, gli ultimi, mi pare, 13 canti del Paradiso, si dice che alla morte di Dante, sapete che era andato a Venezia a fare una specie di ambasceria, si ammalò di peste, ritornò a Ravenna e morì. Non si trovavano questi 13 canti. E tanto che i 2 figli, Jacopo e l'altro, mi ricordo, a un certo punto cerca, decisero di scriverli loro. Meno male che poi Jacopo sognò il padre Dante che gli disse dove erano, cioè in una specie di buco dentro il muro. Li trovarono, se no oggi avremmo 87 canti più 13 spuri. Ma per dire, tutti questi aneddoti ci dicono che su Dante sappiamo pochissimo. Allora, sulla biografia di Dante, per forza poi i romanzieri si sono sbizzarriti in tutti i modi. Il libro segreto di Dante, il Cavaliere della Profezia, ne hanno fatto un Rosa Crociano, ne hanno fatto un Templare, cioè l'hanno associato a 3000 diverse linee di pensiero. Testo fruibile, vi ho già, fruibile anche commercialmente. Non oso pensare quanti milioni di euro ha fatto girare Dante in quest'ultimo anno. Cioè vi dico solo che per qualunque progetto culturale si presentasse, qualunque progetto, purtroppo ho dato anche il mio piccolissimo contributo a questo scempio, dopo vi racconto. Cioè qualunque progetto si presentasse, come titolo per avere più fondi dalle regioni era che c'entrasse Dante. Allora naturalmente si facevano le cose più incredibili. Io ho una cara amica che fa la direttrice di un coro, non vi dico né l'amica né il coro, a un certo punto mi dice: ho bisogno di presentare un progetto perché abbiamo preparato delle canzoni d'amore del 500, però dobbiamo farci dare un po' di finanziamenti per fare il concerto. E tu che insegni lettere mi dovresti scrivere qualcosa su Dante. E io faccio: ma scusa, ma le canzoni d'amore del 500 non c'entrano con Dante. Tu sei bravo, falle centrare. E mi è toccato scrivere una decina di righe arrampicandomi sugli specchi per incastrare sta roba. E il bello è che il progetto presentato a gennaio, settimana scorsa mi fa: guarda che è approvato, adesso dobbiamo metterlo in scena per il 7 novembre, no? E tu mi devi trovare i testi. Che testi? I testi per agglomerare sta roba, e non so come farò. Comunque, per dirvi che 7 novembre. Sì, è domani. Sì, lo so. Profilo riconoscibile. Profilo riconoscibile significa che una delle cose che aiuta molto è questa roba qua, il fatto di aver identificato qualche tratto preciso. Sapete che hanno fatto anche degli studi sul teschio di Dante con le tecnologie moderne di ricostruzione che usa la polizia americana per vedere se era più o meno così, no? Ma al di là di questo, guardate qua, perfino il topolino si riconosce che è Dante, perfino Uber con il naso fatto così sostituire la corona d'alloro con le cuffie color verde è una genialata, perché in qualche maniera, oppure guardate, potete togliere gli occhi, potete togliere quello che volete, ma Dante lo riconoscete in qualunque maniera.
Sì, sì, sì. La riconosci deformata in qualsiasi Esatto, modo. esatto, esatto. Fatemi capire cosa c'è. Aspettate che mi sono perso qua col computer, non so come andare su giù, un momento solo. Ecco, adesso velocemente, quali processi si sono applicati, no, per trasformare? Cioè ripercorriamo con un altro taglio questa massa enorme di esempi, no? Semplificazione. Semplificazione, per renderlo popolare, devi distorcere il significato rendendolo più semplice possibile. Pensate cosa si capisce se uno legge: beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove lo pane degli angeli si manuca, e miseri quelli che con le pecore hanno comune cibo. Questo nel convivio. Dante sta dicendo: beati quelli che possono accedere al sapere. Infatti si chiama convivio. Questo testo incompleto doveva essere in 15 libri, ne ha scritti 4 di Dante, perché il convivio è la mensa dove si distribuisce il sapere. Quindi questo è il pane del sapere. Lo trovate anche in Paradiso, vedete? Voi altri pochi che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli. E qua, più semplificato di pane degli angeli, lievito vanigliato per dolci, è un esempio di riduzione ai minimi termini, molto italiana. Ci affezioniamo a Dante anche perché lo conosciamo attraverso queste cose. Un bambino vede già Dante quando la nonna fa la torta e quindi cresce con Dante. Come semplificazione a me piace tantissimo sto qua: ti amo Beatrice, firmato Dante. Tac. Poi altri esempi che vi ho messo così di questa semplificazione nelle canzoni. Bennato ve l'ho già citato, no? Ti amo per la tua bellezza, ti amo, tu sei pazza, amo solo te. Più sotto: come Dante con Beatrice, come Orfeo con Euridice, scenderei fino all'inferno per restare un giorno insieme a te. Quindi in qualunque contesto voi citiate Dante, Beatrice, Orfeo, Euridice, Paolo e Francesca, siamo a posto, non serve altro. Ecco, questo è un altro aspetto invece interessante, la visualizzabilità. Cioè, se voi dovete immaginare, proviamo a visualizzare Petrarca. Cosa visualizziamo di Petrarca? Cioè, devi essere un po' raffinato per visualizzare Petrarca. Chiare, fresche, dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me per donna con sospir mi rimembra. Cioè, non è molto... Cioè, lui immagina che Laura sia seduta su un praticello e che ci sia un albero di pesco, di mandorlo, sapete quando cadono i petali bianchi, e questi petali fanno una pioggia di fiori sopra Laura, con sospir mi rimembra. Cioè non è un'immagine neanche ben chiara, ma non solo, ma Petrarca se la ricorda. Ma se la ricorda Petrarca, è difficile che se la ricordi il lettore, cioè non è una cosa così forte, icastica, no? Invece in Dante è tutto estremamente visualizzabile. Se uno pensa a Cerbero, con 3 gole caninamente latra, c'è un Cerbero, cane con 3 teste che abbaia, lo vedi, Dio buono. Minosse che attorciglia la coda tante volte quanti sono i cioè questo Minosse che attorciglia anche perché non si capisce come faccia, no? Però te lo immagini e quindi ti rimane impresso. Quindi visualizzabilità. Questo per un fumettista è straordinario, perché hai già il fumetto pronto. Per esempio, guardate questo che simpatico, che simpatico. Vi ricordate? 3 fiere cercano di spingermi di nuovo verso la selva oscura. 3 fiere, no? Vi ricordate la lupa, la lonza, il leone? Arriva, mentre Dante è salito per difendersi sopra il cartello: ci sono qua io, Dante! E la battuta dove sta? Eccola qua. 4 fiere cercano di spingermi, cioè la quarta fiera è Virgilio, capite? Ma al di là della battuta, la facilità con cui è traducibile in immagine. Questo conta moltissimo nella dimensione popolare. Dei romanzi vi ho già parlato, ma per dire che è diventato un testo esemplare, no? Dan Brown con l'Inferno l'hanno fatto il film, cioè poi non c'entra quasi niente con Dante, no? Però basta mettere il titolo Inferno che hai già un successo di cassa spaventoso. Ecco, quest'altro aspetto non l'ho toccato, ma è abbastanza comprensibile. Una cosa diventa pop quando è ripetuta fino all'ossessione. Quante volte noi diciamo senza infamia e senza lode? Non so se tutti sanno che viene dall'Inferno, dagli Ignavi,
sono quelli che vissero senza infamia e senza lode. Noi lo diciamo ormai come se fosse estrapolato. Cioè, Dante riesce a essere Dante anche quando non sappiamo che c'è. Questa è la cosa. Oppure, non so, le dolenti note. Qui cominciano le dolenti note, Dante. Oppure, qui ho preso questa immagine, ma non è che sia tutto giusto, non mi tange, non è in Dante. Ma la bolgia infernale, Madonna, cos'è questa bolgia? No? E, fra l'altro è una parola che non usiamo in nessun altro contesto, insomma, la prendiamo solo da Dante. È chiaro che in questo processo di popolarizzazione di Dante viene preso solo quello che si può consumare. Nessuno userà in senso popolare "si io mi intuassi come tu ti mi", c'è un famoso verso di Dante, se io riuscissi a vedere dentro di te come tu vedi dentro di me, se io mi intuassi come tu ti mi. Oppure se io mi indiassi, cioè se io mi immedesimassi nella mente di Dio, no? Sono neologismi danteschi. Questi naturalmente sono un po' sofisticati e non arrivano alla cultura popolare, insomma. Adesso così, se volete, chiudo con qualche altra canzone, perché mi pareva, mi aveva detto Dianella, che erano forse la cosa più simpatica del tutto, no? Giovannotti, che poi lei giustamente ha messo anche come titolo di questo incontro, appunto. Giovannotti nel 94 in Serenata Rap, "Amor che a nullo amato amar perdona". Vedete, non cita Dante, cioè non è detto come dice Dante, simpatico, brutto, cattivo, non importa. Basta dire "amor che a nullo amato amar perdona", se poi gli metti un porco cane dopo, hai ottenuto una cosa strepitosa, perché hai associato il testo più elevato di tutti, Paolo, Francesca, "amor che a nullo amato amar perdona", con una, come dire, un intercalare non proprio raffinato come porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città a milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorandosi vanno avanti, eccetera, eccetera. Vi ho mostrato già i tatuaggi. Qui vado veloce, sono cose che abbiamo già detto. Camminiamo in mezzo a Dante. Quante vie Dante esistono in Italia? Si arriva anche alla forma divertentissima, purtroppo non l'ho trovata, ma c'è qualche comune che scrive via de Alighieri, cioè non si scrive neanche via Dante, si scrive il contrario, insomma, no? Tra l'altro Dante è un autore che è come scrivere, invece di Paolo XX, scrivere Paolo V. Punto, capite? Cioè si abbrevia il cognome invece del nome. Allora, scusa, devo raccontare un aneddoto. Vai, intanto tu cerchi l'aneddoto. Io accendo questo, che se ho batteria gli faccio sentire almeno l'unica canzoncina simpatica che vi dà un'idea di dove è finito Dante. Farò un piccolo aneddoto Vai. legato alla via Dante e alle coincidenze della vita. La prima volta, anni fa, in cui abbiamo ospitato Riccardo Pratesi, no? Riccardo Pratesi è un fisico che viene spesso da noi, è fiorentino, a fare delle lezioni su Dante. No? È un esperto di Dante, sa tutta la Divina Commedia a memoria, eccetera, eccetera, eccetera. Le persone qui presenti lo sanno perché sono sempre venute a sentirlo. La prima volta che è venuto a Cervignano, lui è andato a dormire, lui con la moglie, e gli ha lasciato lì l'appartamento mio figlio, no? Che lui ancora non conosceva perché ci conoscevamo fra di noi, no? Allora, come si chiama? Virgilio è rimasto stupito di questa cosa. Quando poi siamo arrivati alla casa dove abitava mio figlio, via Dante, cioè è rimasto strabiliato da questa cosa, di arrivare a Cervignano del Friuli chiamando una persona che aveva un figlio che si chiamava Virgilio e che avrebbe dormito in via Dante, cioè l'ha visto veramente come un segno del cielo, chiamiamolo cielo, un segno di Dio. Quindi finisco adesso velocemente. Dante lo maneggiamo, lo spediamo con i francobolli, lo fumettiamo, lo ascoltiamo in TV, ce lo tatuiamo sulla pelle, lo romanziamo, ce lo mangiamo a volte, lo cantiamo, lo parliamo, tutte le espressioni dantesche, ne abusiamo e abbiamo concluso, a volte perfino lo leggiamo. Questo è un grande autore, un grande attore importante, non so, un qualche americano lo conosce, questo qua. Mi hanno detto che è un autore importante, io non li conosco, però sta leggendo The Inferno sulla spiaggia con l'amorosa, quindi a volte perfino lo leggiamo. Adesso, se volete, non ho il video, non lo vedete, ma lo ascoltate e basta. Lo Zecchino d'Oro. Lo Zecchino d'Oro anni fa ha fatto una bellissima canzoncina su Dante. Vediamo se è giusto.
se lo sentite, sì, no? Più di così non mi dà. Boh, ve la risparmio tutta, però Zecchino d'Oro, anche molto simpatico, Dante si innamora, Beatrice così così, eccetera. Scusa, adesso non c'entra niente con Dante, però se posso dire, mi lasci? Vai. Lo Zecchino d'Oro, visto a posteriori, tutti ce lo ricordiamo, penso più o meno, no? Visto a posteriori, aveva delle canzoni di valore politico immenso. Adesso, al di là della letteratura, di queste cose, 44 gatti in fila per marciarono compatti, cioè queste erano persone che protestavano, facevano una manifestazione, eccetera. Cioè no, ma era questo il significato, alla fine, no? Che si riuniscono in condominio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non so, il pulcino Zop, come si chiama, il pulcino ballerino, no? Era una canzone sull'handicap, su questi, cioè c'erano cose veramente a vederle, delle canzoncine veramente profonde come significato. Sì, è vero, significato morale. Si dondolava, poi 2 elefanti, 3 elefanti. Sì, dovremmo leggere più spesso. No, ma è interessante lo Zecchino d'Oro. Boh, qui un po' di testi, ma quelli che abbiamo consultato, come vedete, ci sono proprio studi interi, Delio De Martino, Dante e la pubblicità, o quel trifone che vi citavo prima, Dante Pop, canzoni e cantautori, tutto dedicato a questa cosa. Si trovano anche articoli, quel dantepoliglotta.it è quello delle traduzioni che vi dicevo prima, ci sono tutte in internet, oppure Dante nei francobolli di questo Francesco Giuliani, eccetera. Qualche canzone ancora, giusto per darvi proprio velocissimi, così andiamo in chiusura. Vecchioni da professore cosa fa? All'inizio di una canzone del 75 fa una lunga parte in prosa nei 3 canti di Cacciaguida, non lo canta, recita questa parte iniziale a modo di introduzione, ma fa il professore, come si sa, siamo noiosi, quindi. Poi c'è Grignani che allude a Dante. Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate nei confini, in questo girotondo d'anime che chi si volta è perso e resta qua. Un po' ricorda vagamente Girotondo d'anime di Paolo e Francesca. Poco più sotto, Branduardi lo stesso ha fatto un intero album dedicato in questo caso a San Francesco, e quindi ispirato al canto 11° del Paradiso. L'Agliardi l'ho già letto prima e visto. De Gregori, parte dantesco, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, e poco più sotto mescola altri passi di Dante, ai serva i tali di dolore ostello, poi riprende nel mezzo del cammin di nostra vita, considerate la vostra semenza, cioè fa un mix dei passi più famosi, no? Ma Capossela, anche questo è molto interessante perché attua un rovesciamento di Dante. Spero di trovare il Capossela giusto. Vediamo intanto De André. Dante alla porta di Paolo e Francesca spia chi fa meglio di lui, perché evidentemente Paolo e Francesca qualcosa combinavano, Dante con Beatrice no. Lì dietro si racconta un amore normale, ma lui saprà poi renderlo tanto geniale, e il viaggio all'inferno ora fallo da solo, con l'ultima invidia lasciata là sotto un lenzuolo, sorpreso sulla porta di una felicità, eccetera. È un Dante, come vedete anche qua, stravolto nel senso, no? Ligabue, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione o forse un'insolazione a dirmi che non c'è niente da capire. Si comincia danteschi e fa parte un po' della modernità questa idea di rovesciare i grandi idoli, i grandi autori, no? Niente, con questo finito, volevo dare un'occhiata un po' a tutto, ma mi interessava mostrarvi quali sono insomma almeno i canali e i principi attraverso cui si
scritture come Dante. Grazie. Mary Poppins. Bello anche. No, se avete qualche curiosità, domanda, se posso, volentieri. No, io ho una, per la verità, io. No, perché vedo che l'ho tirata per le lunghe, non volevo... Noi in effetti dovremmo aver già finito, ma un minuto. No, solo un'osservazione. Cioè, insegnare così non si potrebbe, no? No. Non esiste, No, no? Però... Come fai a interrogare? Cosa chiedi? Cosa chiedi? Chi metteresti all'inferno? Chi metteresti in purgatorio? Chi metteresti... Cioè, non è interessante sulle... Boh, voi avete fatto un lavoro immenso, no? Sì, no, guarda, ti dico, ci abbiamo messo credo 6 mesi a mettere insieme tutto. Sì, perché non è soltanto mettere assieme, è anche analizzare e capire il senso. Cioè, tu adesso in questa... la tua vera relazione, cioè la seconda metà della conferenza di oggi, sì, forse ti sei posto... troppo, sì, no, non voglio dire quello. Cioè, perché? Cioè, c'era una domanda, perché Dante è capace di fare questo, no? Cioè avete dovuto comunque analizzare, no? E questa analisi mi ricorda un po' una cosa, perché hai usato delle parole che sono delle parole che usa anche questa è una cosa direi trasversale. Hai usato la parola semplificazione, no? Che richiama la parola semplicità, e questa parola visibilità, che messe assieme a delle altre sono i nomi proprio di alcune delle lezioni americane di Italo Calvino, no? Che è esattamente, cioè il potere della letteratura, no? Che poi un grande matematico ha trasformato che si chiama Lolli, Gabriele Lolli, ha trasformato in analoghe parole che dicono il fare matematico, no? Cioè la semplificazione è un'azione, e forse è una delle azioni fondamentali che la matematica insegna a fare. Cioè scrive una cosa lui, è quello che tu hai fatto. Io ho dato a Paolo alcune mie poesie, no? La prima cosa che Paolo ha fatto, ha detto te le devo semplificare. Ricordi questo? Sì. Dopo io alcune le ho semplificate per conto mio. No? Cioè, questa operazione è un'operazione della letteratura, della poesia, ma è un'operazione anche della matematica, come la visibilità, no? Come la fecondità, come tutte queste parole che abbiamo ricordato. Beh, intanto Calvino era appassionato di Dante, se non altro a Calvino piaceva molto la costruzione strutturale della Divina Commedia. Calvino era innamorato della letteratura combinatoria, cioè la letteratura, non so se avete mai se avete letto Il Castello dei Destini Incrociati, che è una cosa meravigliosa, cioè Il Castello dei Destini Incrociati, e l'altro si intitola La taverna di qualcos'altro, però il più famoso è Il Castello dei Destini Incrociati. Immagina che un gruppo attorno a una tavola, muto, non può parlare, metta giù dei tarocchi, ognuno ha diritto di mettere un tarocco, no? Vedete i tarocchi, quelli con le figure strane. A un certo punto uno mette giù l'indovino, e poi il secondo allinea un'altra carta. Man mano che allinea le carte si costruisce una storia, no? Hai 6 carte messe in fila, e quindi hai l'indovino che arriva, rapisce la principessa, poi arriva il papa, eccetera. Quando tocca un altro, legge una storia diversa utilizzando le stesse carte in un'altra direzione. Quando tutti i tarocchi sono messi sul tavolo, in qualche maniera avete un mondo con tutte le storie possibili, perché potete leggerlo incrociandolo in tutti i modi. Quindi letteratura combinatoria. Quella di Dante è una grande letteratura combinatoria. Pensate, i nove cerchi dell'inferno, e poi le 7 cornici e i 9 cieli, e dentro l'ottavo cerchio ci sono 10 bolge, e dentro il 9° cerchio ci sono le 4 parti, cioè è tutta una tecnica quasi geometrico-matematica, no? Citando Calvino, però mi è venuta in mente una cosa a cui non avevo pensato, ma che sarebbe interessante. Esiste una 6ª lezione americana, sulle 6 lezioni americane, però la 6ª, se non l'ha fatta, ed era sulla consistenza. Cioè ha fatto la leggerezza, ha fatto le altre 4, non me le ricordo, ma la consistenza secondo lui era il 6º, diciamo così, elemento che caratterizzava l'opera letteraria. E cosa voleva dire con consistenza? Boh, non lo so, però certamente
se proviamo ad applicare questa categoria a Dante, Dante è l'autore più consistente in assoluto, cioè non riesce a dire una cosa se questa non la traduce in una immagine consistente. Cioè, viene un esempio, la palude ghiacciata di Cocito, no? Dove sono immersi i traditori di chi si fida, no? E dove c'è fra l'altro il conte Ugolino, eccetera. A un certo punto lui non sa chi c'è, però siccome le anime sono immerse nel ghiaccio, dipende da che colpa hanno, qualcuno fino all'ombelico, qualcuno fino qua, qualcuno completamente dentro il ghiaccio, come fa Dante a un certo punto per sbaglio, camminando, dà un calcio nella testa di uno? Più concreta di così, cioè, e l'altro gli dice: scusa, ma sono già ghiacciato, ho le lacrime congelate, tu mi prendi anche a calci, no? Cioè, che cosa si può dire di più concreto di questa cosa qua? E pensate alla disperazione di Dante quando arriva in paradiso, in cui non c'è niente di concreto, in cui ha a che fare con delle anime trasparenti in un paesaggio trasparente. C'è un passaggio bellissimo in cui la prima volta che gli appaiono ste anime sembrano, dice, come quei riflessi che ti vengono quando guardi dentro una bacinella d'acqua, no? Che ti vedi riflesso, non è uno specchio in cui ti vedi nitido, dentro la bacinella vedi un alone, tanto che Dante si gira pensando di avere qualcuno dietro. Invece quelle lì sono le anime che lui ha davanti. Anche in paradiso ha bisogno di dare consistenza, no? Non è solo questa fisica la consistenza. Però diciamo, se avessi pensato, avrei introdotto anche questo elemento per spiegare la vocazione popolare di Dante, cioè la sua capacità di rendere tutto improvvisamente, cioè immediatamente consistente, toccabile con mano. Perfino il dogma teologico diventa toccabile con mano. A un certo punto, quando Dante vede nella mente di Dio, è come fulminato, diceva lì non riesco a capire, no? Però dice improvvisamente lì si sono condensate tutte le cose che nell'universo si squadernano, cioè tutte le cose che nell'universo ci sono, queste decine di bellissime sedie colorate che noi dobbiamo vedere colorate, cioè dobbiamo vedere una staccata dall'altra, perché la nostra percezione umana le vuole così. Ecco, nella mente di Dio ci sono, però sono come tutte fuse in una cosa sola. Ecco, anche lì dove non c'è consistenza, Dante ha bisogno di dare consistenza. E dico una cosa di cui mi vergognerò appena detta, cioè è questa. Io quando penso a Dante, la prima volta che riesco a dirla, perché quando penso a Dante, io penso, era uno estremamente colto, pare che abbia insegnato anche per un breve periodo alla Sorbona a Parigi. Non è certo, però siccome quando nomina un filosofo francese, nomina la via in cui viveva, si è pensato che conoscesse Parigi bene al punto di aver insegnato alla Sorbona, per dire che della vita si sa poco. Quindi dico, Dante è adesso arrivo a dire la bestialità che ho in mente. Ecco, ti sentono 8.000 persone. Si può chiudere la registrazione? No. Cioè, nel senso che so che Dante aveva una cultura eccezionale per il suo tempo e ci conduce per mano attraverso. Sapete che nel Paradiso, non so se vi ricordate, gli fanno 3 esami sulla speranza, sulla carità e sull'amore, no? Cioè c'è San Giacomo, San Giovanni e San Pietro che gli fanno 3 esami veri e propri, come 3 tesi di laurea, lui deve rispondere, esami di teologia. Quindi persona assolutamente coltissima. Però io non riesco a immaginare Dante se non come uno che viene dalla campagna e che ha qualcosa di ruspante, di rustico, che gli è rimasto incollato addosso, non so come dire. È come uno che riesce a parlare di teologia, però contemporaneamente deve aver spalato un po' di letame di maiali, deve aver spalato un po' di letame di mucca, non so come dire. Ci sento sempre una dimensione di concretezza e appunto di consistenza, e forse questa è la grandezza di Dante, che sa far stare insieme questa sua parte concreta e popolare con la parte, non si è mai
per fortuna nostra, liberato da questa componente. Forse questo è il vero segreto della dimensione popolare di Dante. No, è bello perché mi sembra anche un insegnamento verso Sì. certi intellettuali che hanno dimenticato. Ecco, sì, non è mai un intellettuale astratto Dante. No. È come quando tu parli, noi che ragioniamo su questo, è come quando tu parli, che ne so, di classe operaia, no? Ma come fai a parlare di classe operaia se non hai i calli sulle mani? Cioè... Adesso non è questo il discorso, No. questo è il grosso difetto di certa sinistra. Va bene. Bene, con questo noi ringraziamo le 8 persone che diventeranno 8.000. Certo. E noi abbiamo parlato ad 8 e ad 8.000 contemporaneamente. Grazie e ci vediamo la prossima volta. Grazie a voi, arrivederci.